Mandi frus! Fue a venir a chiatami miei amici Max e Leo, i figli di mia amica americana Giulia. Chissà se mi insegneranno anche voi qualche parola nuove per inglese. Mandi Daria! Mandi frus, ben rivas! Come stai? Ben. Uè, per noi è la miglior giornata di tutto l'anno. Guarda, boh, ma non è mica Nadal. Voi attacchi le stagioni di pesche e tu veni a fare fishing con noi. Oh, sì, ma non hai mai peschiati, oh? E c'è di quartami da ur? Intanto diventerà una chiave di pesche, in English rod. Poi dopo une barrette, in English hat. E stivali, in English boots. Però, o sei pronte? Franz, Let's go fishing. Anina pes. Frus, a son 3 ore così in ca. Anche un pes! Spiete un lam, chiale le tocchiane. Accade da ora, tira il tuo fil. Leo? Max? Oh, che succede? Tu has di tirarlo su. E c'è un'ombrella e io un ombrene. It's a pair of socks. Alle un par di chiaccius. It's a compass. E io une bussole. It's a teddy bear. Alle un orsut. It's a pair of scissors. Sono un par di fuarpis. Fonde! Occhia pindut! Furche pes! Spieta un lamp, chiare la tocchiane, Daria. Dai, fai anche mo' prove. Io fui! Sì! Io! Sapete che cosa farai come? Lo porti a casa e lo mostrerai a Vighi. Diventeranno dal sicuro amici. Forse. Va bene, grazie ai nostri amici peschiadores, Max e Leo. Maman.